Litorale devastato dai fortunari, tonnellate di detriti portati dalle mareggiate dopo che i fiumi li hanno scaricati in mare. Un costo enorme per le amministrazioni rivierasche, quello necessario per il ripristino delle spiagge. Ecco allora una proposta che è qualcosa più di una semplice provocazione, una tassa di 50 centesimi a testa per ogni veneto. È del tutto iniquo che il costo dello smaltimento dei rifiuti spiaggiati, che proviene dai fiumi, proviene quindi dall'intera collettività regionale, venga sostenuto solamente dagli abitanti del litorale, quindi dai chioggiotti, dagli isolani. E noi chiediamo che in luogo dei 60 euro annui che vengono sostenuti per bolletta dai cittadini chioggiotti ci sia un piccolissimo contributo di 50 centesimi di euro, quindi mezzo caffè all'anno, per tutta la collettività regionale. Poi però viene da domandarsi cosa ne pensano i contribuenti. 50 centesimi non sarebbero molti, ma si vorrebbe la garanzia che poi venissero davvero utilizzati per la manutenzione delle spiagge. Sì, anche di più, perché è un disastro, veramente un disastro. Per ripulire le spiagge sarebbe anche una bella cosa. 50 centesimi ogni volta che arriva la bolletta, ogni mese, come? No, in teoria sarebbero 50 centesimi in linea di massima all'anno. L'anno, sì, allora sì. Però basterebbe appunto che quei soldi venissero effettivamente utilizzati per quello scopo. Per me 50 centesimi non sono un problema, però mi sembra che di tasse già ne paghiamo a sufficienza, per cui credo che mettendo i soldi, utilizzando i soldi meglio, potrebbero anche tirar fuori quei soldi per sistemare le spiagge senza aumentare le tasse ancora agli italiani che già sono allo stremo. La proposta parte da Chioggia, ma è stata subito approvata e recepita anche dagli altri comuni rivieraschi del Veneto. Questa è una proposta che nasce dal comune di Chioggia, ma che è stata fatta propria da tutti i sindaci del litorale, che per ragioni di equità chiedono che non ci sia questo balzello a gravare solamente sui cittadini del litorale, ma sull'intera collettività regionale.